Su iniziativa del Consorzio Turistico Valle dei Templi di Agrigento, presieduto da Emanuele Farrugia, è stato accolto l'invito per restaurare una targa commemorativa sita in via Celauro che ricorda la sosta di Goethe nella nostra città. Presenti all'iniziativa il direttore dell'Ente Parco Sciarratta e il sindaco di Agrigento Miccichè. Abbiamo messo assieme il Comune di Agrigento e il Parco Archeologico in questa iniziativa che ci è stata sollecitata dalle guide turistiche che fanno parte del consorzio turistico. Per cui questo è un punto dove tutti i tour del centro storico di Agrigento passano da questo palazzo e tutte le guide indicano questo palazzo dove ha abitato nel 1787 per 4 giorni, ha abitato Goethe, uno dei più famosi viaggiatori d'Europa, ha scritto cose straordinarie su Agrigento. Oggi è uno di quei giorni perché è stato il 23, 24, 25 e 26 aprile del 1787, per cui grazie al Parco Archeologico che ha messo a disposizione tutto il suo staff per il restauro, oggi è una data importante per noi operatori del turismo, tra l'altro in sofferenza per il periodo, ahimè, del Covid. Oggi è un giorno importante di rinascita del centro storico. Noi siamo fautori della riqualificazione di tutto ciò che può essere di positivo per la visita di questa città. C'è stato l'interesse del consorzio turistico che ci ha chiesto un nostro intervento per quanto riguarda il restauro di questa targa a memoria di un illustre letterato e scrittore che è venuto ad Agrigento, ha soggiornato, ne ha parlato e ne ha decantato le bellezze di cui ne siamo orgogliosi e ancora oggi se ne parla, per cui abbiamo ritenuto ovviamente di dover dare il nostro contributo attraverso la nostra restauratrice Rizzopin, per cui siamo contenti di questa iniziativa e di aver potuto dare anche noi il nostro contributo. Oggi è un importantissimo evento, quello della ristrutturazione della targa a Goethe. Ricordo che lui fu ospite qui nel 1780, fu ospitato da questa famiglia, quindi è stato poi un onore poterlo avere qui tra gli agrigentini. Oggi finalmente, grazie anche all'intervento del parco e di chi si sta occupando del restauro, finalmente possiamo anche godere di quest'altra opera che penso che è un fiore all'occhiello per la nostra città. Stamattina cominceremo i lavori per la manutenzione della targa di Goethe. Diciamo che è in buonissimo stato, però ha bisogno di ripristinare quella patina che è andata via col tempo, per cui faremo dei lavori di pulizia, faremo un bloccaggio della corrosione che momentaneamente è in atto e poi metteremo quella protezione che necessitano i monumenti che sono all'aperto. L'intervento durerà circa una settimana e poi restituiremo alla popolazione di Agrigento la targa nel suo splendore.